Partirà domani, martedì 22 ottobre, la campagna di prevenzione della bronchiolite causata dal virus respiratorio syncytiale (VRS) in Veneto. L'iniziativa verrà inaugurata con la prima somministrazione presso la pediatria dell'azienda ospedaliera di Padova. Questa campagna segna una svolta attesa da tempo nella protezione della salute dei bambini, ha dichiarato l'assessore alla sanità del Veneto Manuela Lanzarin. L'adesione è gratuita e volontaria, offrendo ai genitori la possibilità di tutelare i propri figli da un'infezione pericolosa. Il virus respiratorio syncytiale è la principale causa di infezioni respiratorie gravi nei neonati e nei bambini molto piccoli, come la bronchiolite e la polmonite, che possono richiedere ricovero ospedaliero in Veneto. Tra novembre e aprile si registrano ogni anno oltre 900 ricoveri per bronchiolite, soprattutto nei lattanti al di sotto dei 6 mesi. L'infezione può portare insufficienza respiratoria e spesso causa numerosi accessi agli ambulatori dei pediatri e ai pronto soccorso. Non esiste una terapia specifica per la bronchiolite causata da VRS se non l'ossigeno, ha spiegato il professor Eugenio Baraldi, direttore del Dipartimento Salute Donna e Bambino dell'ospedale di Padova. Un'infezione nei primi mesi di vita è inoltre legata ad un aumento del rischio di sviluppare asma, ma finalmente, grazie a un nuovo anticorpo monoclonale, è possibile prevenire l'ingresso dei virus nelle cellule delle vie aeree, riducendo i ricoveri e alleviando molte sofferenze. Il farmaco, il Nirsevimab, rappresenta un'importante novità nel campo della prevenzione. Gli studi hanno dimostrato che può prevenire oltre l'80% dei ricoveri causati da VRS, ha dichiarato Francesca Russo, direttore della direzione prevenzione della Regione Veneto. La campagna coinvolgerà ospedali, pediatri di famiglia e altri professionisti nell'area materno-infantile. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e volevo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora. Fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.